Il Santa Venerina a punteggio pieno sfida il Città di Mascali nella sesta giornata di campionato. Un avversario già affrontato in Coppa Italia regolato con relativa facilità dai rosso-giallo-blu, ma che oggi si è rinforzato e rappresenta un serio pericolo. E ancora 4-2-3-1 lo schieramento tattico di mister Calvaruso. In difesa davanti a Maniscalco assente lo squalificato Spampinato, gioca lì con Gulli, Zanella e Lopez. In mediana ancora assente Basile, solito duo composto dai fratelli Scapellato. In attacco ancora acciaccato Carbonaro, gioca centravanti De Leonardis. Alle sue spalle, con Sinata e Crisiglione, c'è il classe 2005 Sebi Pisasale, arrivato nel corso della settimana. Idee ben chiare per il Mascali fin dal primo minuto, ovvero attaccare la profondità. Qui Villani cerca proprio in profondità Tornitore, svirgola Calì. Lopez protegge la sfera, attaccato da Tornitore che gli porta via palla senza fallo. Tornitore entra in aria, Tornitore col destro, palo interno, brivido in avvio. Rispondono subito i padroni di casa. Lopez riceve da Daniele Scapellato e la lascia poi a Fabrizio Scapellato. Dentro per Crisiglione che riesce a girarsi. Crisiglione al limite dell'area, prova il sinistro, alto sopra la traversa. 24esimo, Daniele Scapellato per Sinatra, riesce a girarsi e allargare verso Pisasale. Pisasale ha spazio per spingere, alza la testa in profondità per De Leonardis, esce Vecchio, contrasto De Leonardis Vecchio e calcio di rigore per il Santa Venerina. Fallo dell'estremo difensore ai danni del numero 9. Dal dischetto va Sinatra che spiazza il portiere e porta in vantaggio il Santa Venerina. Ancora Salvo Sinatra a segno su un piazzato. Settimana scorsa col Santa Domenica vittoria su punizione. Oggi dal dischetto. Gli ospiti non ci stanno e guadagnano un interessante calcio di punizione. Lo batte Marraffino direttamente in porta, di poco alto. Rimessa di Santitto verso Zappalà. Di nuovo per Santitto, il cross un po' masticato, la palla passa. Zappalà la conclusione, respinge Maniscalco, poi Tornitore, di nuovo Zappalà che infila, Maniscalco che non può nulla, il pareggio del Mascali. Scadere del primo tempo, piazzato di Finocchiaro, corto lungolinea verso Santitto, il cross per la testa di Tornitore che colpisce il palo, secondo legno della sua partita. È un Santa Venerina molto più aggressivo quello che inizia la ripresa, corner di Sinatra. Al centro per Crisiglione che tocca, respinge Vecchio, ancora corner. Dalla bandierina di nuovo Sinatra, esce Vecchio che ci mette i pugni. Il pallone torna tra i piedi di Sinatra, che va all'1 contro 1, lascia sul posto l'avversario, il traversone per Crisiglione, fuori bersaglio. Primo cambio per mister Calvaruso, fuori Pisasale, dentro Biondi. Sinatra punta Santitto, si accentra, braccato da due giocatori. Fichera prova a far distendere Santitto in contropiede, irrompe Zanella che capisce tutto. Zanella attacca a sinistra, il cross sul secondo palo, tocca Ruggeri, poi Crisiglione, Crisiglione il sinistro, salvo Crisiglione, ancora lui contro il Mascali, dopo il gol in Coppa Italia, anche a segno in campionato. Momento migliore della partita dei padroni di casa, Daniele Scapellato, scarico su Fabrizio Scapellato, vede il movimento di Sinatra sulla tre quarti e lo serve, Sinatra all'1 contro 1 con Patanè, Sinatra in diagonale, controlla Vecchio e la palla si perde al lato. Leonardis lavora il pallone spalla alla porta, poi scarica su Fabrizio Scapellato, di prima per l'inserimento di Zanella. Zanella, basso al centro per Sinatra, Sinatra il controllo, fermato da Patanè. Poi la palla schizza sulla tre quarti, la controlla Biondi. Biondi dalla distanza, si oppone Vecchio. Proprio Biondi è costretto ad uscire. Al suo posto entra Daniele Vittorio. Minuto 76, Fabrizio Scapellato per Sinatra. Sinatra salta un avversario, poi scarico al limite per Vittorio. Vittorio fermato da Pennisi, poi allontana la difesa. Daniele Scapellato raccoglie e calcia, i pugni di Vecchio. La palla torna ancora a Daniele Scapellato che alza un campanile. Prova a saltare Crisiglione che perde il duello aereo, riparte il contropiede del Mascali, lo conduce Marraffino. Marraffino a testa alta per Pennisi. Pennisi punta Zanella, ancora Pennisi, cerca il movimento dei compagni, decide di andare in 1 contro 1, poi la dà a Marraffino, Marraffino allarga per Tornitore, Tornitore prova a calciare, respinge Calì, la palla finisce a Marraffino che non può sbagliare, un rigore in movimento, il contropiede del Mascali, il 2-2 firmato da Marraffino. I rosso giallo-blu non ci stanno, attaccano subito a testa bassa, Crisiglione si accentra, fa passare per Sinatra. Sinatra, morbido per De Leonardis, posizione giudicata regolare, De Leonardis di nuovo per Sinatra che firma la doppietta personale, 7° gol in campionato per Salvo Sinatra, un altro vantaggio per il Santa Venerina, 3-2, ma grandi proteste del Mascali per la posizione di De Leonardis al momento dell'assist di Sinatra. I padroni di casa ora vogliono chiudere i conti, Daniele Scapellato, pressato, poi alza la testa e va al lancio lungo per Lopez. Lopez può spingere sulla fascia. Il cross sul secondo palo per Fabrizio Scapellato, il controllo e il destro, respinge Vecchio.
Terza sostituzione per mister Calvaruso, fuori Crisiglione, dentro Paradiso. Minuti di recupero, Sinatra in mezzo a due. Poi un flipper, prova a mettere ordine Vittorio che intercetta solo per un secondo. Alla fine Lopez riallarga proprio per Vittorio. Vittorio, il traversone per De Leonardis di testa. Francesco De Leonardis chiude i conti, 4-2 Santa Venerina. Anche lui a segno in Coppa Italia col Mascali, a segno anche in campionato. Rimessa lunga di Gulli nella zona di De Leonardis. Poi Patanè, sponda di Dama, si inserisce Tornitore, il controllo, la finta, Tornitore con la punta, batte Maniscalco, dopo due pali colpiti, arriva anche la gioia del gol per Tornitore, ci crede fino alla fine il Mascali. Una partita dalle mille emozioni, ma alla fine è il Santa Venerina a spuntarla contro un Mascali Maidome che ha lottato fino all'ultimo secondo. Una vittoria molto significativa per la squadra di Calvaruso che conquista i 3 punti nonostante le pesanti assenze in tutti i reparti, come quelli di Carbonaro, Basile e Spampinato. Non c'è tempo di godersi il successo però, perché mercoledì si torna subito in campo. Allo stadio Vincenzo Grasso infatti andrà in scena il match d'andata dei 16esimi di Coppa Italia, contro un avversario molto quotato, la Ionica.